e col Caregon del Padre Eterno alle mie spalle e il Monte Pelmo che mi accompagnerà durante tutta la giornata, la mia escursione si svolgerà all'interno di due vallate, la Val di Zoldo e la Valle del Boite. Metà di giornata la cima del Monte Pena, a circa quota 2200 metri, dove si apre un panorama a 360 gradi sulle Dolomiti circostanti. Il punto di partenza è da Malgaliva, dal piccolo centro abitato di Zoppé di Cadore. Giunti alla località Le Fraine, dove c'è il primo punto osservativo verso il re delle Dolomiti, il Monte Antelao, c'è il primo bivio di giornata. Manteniamo la sinistra, in direzione Casera Lutorto. È una comoda strada bianca forestale. Giungiamo quindi al secondo bivio di giornata, in località Torniché, e il giusto segnavia da seguire è il 493, sempre per Rifugio Venezia e Casera Lutorto. Sulla destra il Monte Pena, il mio obiettivo di giornata. Ma c'è un imprevisto di giornata. Il 493 non è percorribile e le indicazioni mi invitano a seguire il 471, percorribile però dal centro di Zoppé di Cadore. Magari era meglio scriverlo all'inizio del sentiero, non in questo punto, dopo aver percorso 3 km e più di 250 metri di dislivello positivo. Il 493 è un sentiero non agibile, invito a seguire le raccomandazioni del comune ed intraprendere quindi il 471 che parte da Zoppé di Cadore. Si giunge quindi all'intersezione con il 471. D'ora in poi la mia escursione sarà al cospetto del Caregon del Padre Eterno, il Monte Pelmo. E con l'estate alle porte, ecco anche i primi alpeggi. E prima di raggiungere il Monte Pena, una prima deviazione di giornata, una prima tappa, il Rifugio Venezia. Giungo quindi al passo di Lutorto e seguo la deviazione per il 472, il Rifugio Venezia. Dopo un primo bellissimo scorcio panoramico sull'Antelao, sul Pelmo, sul Sorapis, il Cristallo, faccio un ritorno sui miei passi e seguo le indicazioni per 475 e il cartello per il Monte Pena. D'ora in poi non è più un sentiero CAI, quindi non è più numerato, però un po' di intuito, un po' guardando il GPS, si riesce a trovare quella che è la strada, il sentiero per salire fino al Monte Pena. Da cartina escursionistica Tabacco
è comunque un sentiero segnato non difficile, tratteggiato, nero, quindi però appunto non numerato. Se fino al rifugio Venezia era una bellissima passeggiata panoramica, dal Venezia fino alla cima del Monte Pena è un vero e proprio trekking, che comunque è intuibile dalla presenza di segnali rossi sulle roccette e anche sui tronchi degli alberi. Il sentiero è ben marcato e al momento non presenta grosse difficoltà tecniche se non di livello escursionistico. Ultimo strappo prima di arrivare in vetta, in cima al Monte Pena. Sono presenti comunque gli aumenti di pietra e le segnalazioni sulle pietre, segnali rossi che ne indicano il giusto sentiero. E sono i quasi 2200 metri del Monte Pena, raggiungibile da Zoppé di Cadore in poco meno di 3 ore di cammino. Ridisceso dalla vetta del Monte Pena, prima ero lassù, mi ricongiungo al sentiero 475, lasciandomi quindi il Monte Pelmo alle mie spalle e proseguendo in direzione del Monte Antelao. Bisogna comunque considerare che se fino al rifugio Venezia era una bellissima passeggiata panoramica, dalla salita al Monte Pena in poi diventa un vero e proprio trekking. Infatti quei 200 metri di dislivello positivo che si raggiungono alla cima e poi ridiscendere fino ad ora sono i tratti quelli più tecnici e impegnativi dell'intero percorso. Giunti in località Nayaron, il segnavia da seguire è il 493 in direzione Zoppé di Cadore e Rifugio Talamin. Giungo quindi a Foccella Ciampestrin, a quota 1856 metri,
e seguono le indicazioni per il 493 per Rifugio Venezia, le frane Zoopedicadore. È stato il secondo tratto impegnativo della giornata, infatti dalla località di Najaron, dove ho perso quota, ho dovuto recuperare circa 200 metri di dislivello. Sto per concludere quindi questo bellissimo anello escursionistico in circa 18 km, 5 ore di cammino, pause escluse, e qualcosa come 1100 metri di dislivello positivo, quindi da tenere in considerazione. Serve buon passo, buon allenamento, altrimenti si può salire anche solo fino a Rifugio Venezia o al massimo fino alla cima del Monte Pena e ridiscendere per il 471, il sentiero dell'andata. Io oggi ho voluto fare sia l'anello che la cima, ne è valsa indubbiamente la pena. Estate alle porte, i primi alpeggi, è stata veramente un'escursione meravigliosa.